Anche in pieno giorno, non proprio nella fascia oraria da loro preferita, i gatti fanno capolino fra le tombe e le lapidi del cimitero maggiore di Vicenza. Tanti passanti o frequentatori del Camposanto se ne preoccupano, fornendo loro del cibo in modo disordinato, altri invece li adescano con bocconi avvelenati. I volontari dell'ENPA propongono una soluzione. Abbiamo richiesto recentemente al Comune la possibilità di installare delle postazioni fisse, 7, su tutta l'area del cimitero, proprio per contenere e controllare il cibo somministrato ai gatti. Con la stagione degli accoppiamenti verso il termine, per una migliore gestione delle sterilizzazioni, i volontari hanno predisposto delle apposite gabbie. Ora, il controllo del cibo è indispensabile per poter sterilizzare, perché per prendere i gatti devono avere fame, se no non entrano nelle nostre gabbie. E qui dentro molti di noi hanno passato giornate della loro vita. La sterilizzazione è fondamentale per calmierare ovviamente il numero dei gatti e rendere possibile la convivenza. Il primo invito è non abbandonare i gatti, qui e in altre zone, per non peggiorare la situazione. Inoltre invito tutti a segnalare se ci sono situazioni in cui vedono bocconi particolari, strani o comunque postazioni fuori controllo, naturalmente avvisarci e se possibile anche un domani noi speriamo e ci auguriamo anche di trovare dei posti adeguati per le degenze, cioè per poter contenere i gatti il necessario prima di liberarli.